Ben ritrovati su Canale 40 per questa nuova puntata di South Talent. Sono molto felice di presentarvi l'ospite che oggi abbiamo in studio. Sto parlando di Guido Cadoni. Benvenuto Guido per questa puntata di South Talent. Anzi, dovrei dire bentornato Guido perché insomma lo conoscete, lo avete riconosciuto. Guido ha collaborato con noi per diverso tempo, soprattutto per quanto riguarda la lingua sarda, che è un po', come dire, il nocciolo della nostra puntata. Parleremo soprattutto di lingua sarda, ma non solo, vi racconteremo, come facciamo di solito con i nostri ospiti, anche diversi aneddoti simpatici di cui poter sorridere insieme. Guido, tu sei un docente di diritto ed economia. In realtà però oggi parleremo poco, forse niente di diritto e economia, Meno male. perché, meno male, Meno male. perché come anticipavo poc'anzi daremo più spazio invece alla lingua sarda, ma soprattutto al tuo personale impegno per la lingua sarda, per la sua divulgazione, per la comunicazione, no? Della lingua sarda, ma anche, come dire, per mantenerla viva, che è questo forse l'obiettivo primario, l'obiettivo principale. Tu sei un educatore, un divulgatore, tieni spesso dei corsi di lingua sarda, corsi tra l'altro so essere molto molto partecipati, c'è sempre tanto interesse verso i corsi che tu tieni di lingua sarda, lo insegni anche nelle scuole e poi insomma la tua partecipazione è nota in diversi eventi culturali, convegni dove appunto il perno resta la nostra lingua. Partiamo dagli albori, perché a un certo punto ti appassioni così tanto, decidi che la tua strada era quella. È nato tutto per caso nel 2008 con un incarico in una scuola primaria come animatore teatrale. Io già nel 2002 avevo iniziato un'esperienza teatrale con una piccola compagnia che ancora è in attività e da lì insomma teatro in lingua sarda e ho cominciato a lavorare nella scuola. Lavorando nella scuola poi sono nati altri piccoli incarichi, sempre così di docenza della lingua sarda. Devo dire che la cosa non mi costava più di tanto perché comunque io penso in sardo, ho sempre avuto a che fare con questa lingua, l'ho sempre usata, Sogni in sardo? ma non ricordo i sogni, ma credo di sognare, di sognare in sardo. Devo dire che quando penso, quando progetto, quando programmo, quando venivo qua stamattina, eh, Facevi mente pensavo, locale in pensai sardo? tamera pregontai Francisca Oigan, lui benenda in E noi. Dogna tanti mancai potevo fare dai pure in sardo, ma Banda Geddu bene. scesi che Deo non sei Pago, brava a pago, me, pago, eh? pago cosa, A pago a banda pago, bene, banda pago cosa. venni, banda venni. Parliamo vorrei che tu mi raccontassi qui davanti alle telecamere, davanti alle nostre telespettatrici, ai nostri telespettatori, un aneddoto simpaticissimo che mi hai raccontato prima di iniziare la registrazione del programma. Ed è un aneddoto simpatico, sì, ma che mi ha fatto capire che in realtà la tua professione di oggi è stata semplicemente un tornare a te stesso, tornare alle origini, no? Cioè, Eh, sei un bimbo piccolo, 6 anni, inizi la prima elementare, però c'è un piccolo, come dire, problemino ma così, niente, niente di rilevante con niente. la lingua italiana. Sì, siamo proprio a settembre, questi giorni, 1981, primo giorno di scuola, si iniziava con la letterina A e io molto diligentemente compilai 2 pagine di letterina Niente A, meno. no, no, mi impegnai tantissimo e poi forse anche per rilassarci, comunque la maestra ci propose di fare un disegno. E il disegno era disegnare un albero, letterina A, albero. Certo. Solo che questo ignorante di italiano, cos'è questo Ignorante di albero? italiano perché in casa
in casa Cadoni si parlava in in sardo. E sardo. poi un dettaglio non di poco conto, la TV è arrivata nel 1982. Ho avuto la fortuna di avere genitori obiettori di TV. Io sono un obiettore di TV, guardo però Canale 40, Bravo guardo il Guido, TG e qualche aspettavo volta... questa No, precisazione in guardo effetti. sempre Canale 40 e anche una trasmissione che vedo spesso, Sì, Furia Drocius, sì, Furia sì, Drocius di sì. Terra, io sulla Mi è guardo. parso di... Sì, sì, è nella programmazione. Quindi, insomma, non essendoci la TV, parlando in sardo con i miei genitori, avevo un dizionario di italiano veramente molto limitato. Quindi, la richiesta, sì, alla richiesta dell'insegnante di disegnare un albero fu per me tragedia. Poi, non so perché, comunque, lei andò alla lavagna, disegnò un albero, io vidi l'albero e dicevo, una matta, cioè non fu Non lo poteva non lo dire potevo Albero dire prima. adesso. E tornai a casa, poi imparai quel giorno imparai due paroline importanti in italiano, imparai albero e tornai a casa felicissimo e dissi a mia madre, mamma, asciugo me disegnare sta vettura in italiano. Automobile. E insomma, furono soddisfazioni. Una grande Una grande conquista, una conquista, grande una conquista. bellissima conquista. Poi insomma da lì comunque è andato tutto abbastanza in discesa Poi perché tutto il percorso sì, della formazione, che comunque mi è stato sempre molto utile anche per insegnare il sardo, e poi dal 2008 in poi diversi incarichi in giro come consulente, come insegnante di lingua sarda, e che dura fino ad oggi, meno male. certo, è apprezzatissimo oltretutto, so da diverse persone insomma, con cui ho avuto modo di parlare. Una cosa che mi piace anche mettere in evidenza è questa, Guido, che il sardo nel tuo lavoro, anche nel tuo lavoro di docente di diritto ed economia, è spesso stata la chiave di lettura, la chiave di apertura di alcune porte, come per esempio la porta della noia o dell'indifferenza a volte dei ragazzini, degli adolescenti che sono i tuoi studenti, cioè per trattare certi argomenti hai colto nel segno per avere la loro attenzione attraverso la lingua sarda. Sì, più di una volta. Io ho a che fare, lavoro negli istituti tecnici, i ragazzi hanno dai 14 ai 18-19 anni e mi rendo conto che quando l'attenzione sta un po' scemando, allora cambio registro. Passo dall'italiano al sardo con qualche esempio, qualche aneddoto, allora mi rendo subito conto che Catturi la loro attenzione. immediatamente, e avendo un docente che parla in sardo, anche loro ogni tanto si sentono liberi di esprimersi in sardo e niente, riusciamo a trascinare un Sì, quarto d'ora, un'altra mezz'ora di spiegazione semplicemente cambiando registro, ma perché in fondo non è niente poi di così anormale, perché i ragazzi anche parlano e pensano in sardo più di quanto noi crediamo, è che l'istituzione, in quel caso la scuola, ma ogni ambiente che poi condiziona gli porta all'italiano. Spesso infatti dicono, ma io in casa parlo in sardo, sì. quindi non hanno nessuna difficoltà a farlo. Il sardo oltretutto è qualcosa che anche se non ci pensiamo è qualcosa che ci appartiene, che fa parte di noi, è la lingua dell'istinto, perché spesso quando ci arrabbiamo ci viene lì proprio... Non traduciamo più, No, lì non traduciamo, lì parliamo in sardo. esclusivamente Tutto in ciò sardo. che abbiamo da dire, parolacce comprese, le diciamo in sardo. Sì, devo dire anche partecipando anche a eventi così non proprio felici, anche nei momenti del dolore, no? Non è solo così quando uno è inquieto, ma anche nel momento della sofferenza, sia uomini che donne tendono a esprimersi con la loro L1, Sì, che è il sardo, sì, la prima lingua. sì, è vero. Quindi evidentemente l'italiano per tanti di noi, non per tutti assolutamente, ma per tanti di noi è la L2, che se ne dica. Hai ragione, sono perfettamente d'accordo con te. Fa un po' forse caso a sé Carbonia, che Certamente. è ed è sempre stata comunque un potpourri di dialetti differenti, di
lingue insomma, che arrivano un po' da tutta tutta Italia e certo. non solo, quindi magari fa un po' eccezione Carbonia, però diciamo che in realtà questo discorso che tu stai facendo vale per tutto il Sulcis Siglesiente e non solo, E non insomma, so, per tutta la e non so. Sardegna. C'era un'altra cosa che mi hai fatto venire in mente adesso, quando mi hai raccontato il tuo aneddoto di bimbo di 6 anni, appunto, che si approccia alla scuola per la prima volta. Mi è venuto in mente che in effetti ci sono generazioni intere di ragazzi, ragazzi di allora ovviamente, che alle prese proprio con l'approccio scolastico, a proposito della scuola, venivano, come dire, ripresi in malo modo, a volte addirittura bacchettati nel vero senso della parola, Sì, cioè la bacchetta sì, sì. sulle dita delle mani, ogni qualvolta gli veniva fuori una parola in sardo. Proprio perché, per il discorso che dicevi tu, l'istituzione, in quel caso l'istituzione fascista, imponeva assolutamente a tutti il solo ed esclusivo utilizzo della lingua italiana per comunicare. Ecco, questo ha, come dire, generato diversi problemi anche a livello personale, non solo linguistico. Infatti anche economico, adesso non voglio fare il professore di economia, però noi abbiamo un dato sardo che è gravissimo, noi perdiamo 4 studenti su 10 ogni anno. Se la scuola fosse una fabbrica, i docenti sarebbero da licenziare, perché perdere 4 su 10, se io sto fabbricando mattoni e ne rompo 4 su 10, il datore di lavoro mi mette alle porte. Di fatto noi abbiamo una scuola che è italiana, ma non tiene conto del contesto, ancora Sì. oggi non tiene conto del contesto nel quale è inserita. I riferimenti i riferimenti che facevi tu riguardo al fatto che i ragazzi non potevano esprimersi nella loro prima lingua, ha generato tanti problemi che poi sono diventati anche economici, perché quei bambini sono andati a scuola obbligati ad andarci, ma soffrendo e soffrendo tanto, perché spesso subivano anche fisicamente Sì. c'erano delle Cioè non ripercussioni. solo Eh, l'umiliazione, ma anche e poi questo ha portato anche, già il sardo è introverso, ma questo li ha portati a essere ancora più chiusi, a parlare sempre di meno, a avere tantissimi insuccessi scolastici. Tanti insuccessi scolastici portano al fatto che all'abbandono. all'abbandono, a non concludere un percorso di studi e andare quindi ad arricchire le sacche di povertà o comunque a generare professioni basse. Ecco perché il sardo poi alla fine va a fare il cameriere, andava a fare il cameriere all'estero o comunque era manovalanza e le professioni più remunerate le facevano gli altri, i scontinentali, i cursus bravus. Non è questione E di non è Aici. continentali o di essere, non è Eh, staici. non è Messi nelle Staici. condizioni di studiare, di esprimerci, di essere noi stessi, anche noi sappiamo Gedugreo. rendere quanto gli altri. Certo, certo, certo. Guido, c'è un'altra perplessità che riguarda ancora, devo dire la verità, purtroppo molte persone sul fatto della lingua dialetto. Il sardo non è un dialetto, è una lingua. Perché è una lingua? È una lingua perché non solo ha una sua storia, ma anche una sua grammatica. Io stesso, nel mio Una piccolo, grammatica, peraltro, lo posso dire, difficilissima, ma perché no, io, no, tutte vabbè, stasi buoni. allora, Deo, Eh, che una volta mi si può lavoro, ma eh. è difficile in me su proprio, vero? È una grammatica, indubbiamente va studiata come tutte le grammatiche. Noi diamo per scontato che il sardo lo si debba sapere, E perché non è siamo nati così, sardi, il resto anche l'italiano andiamo a scuola a studiarlo. certo. Anzi, se pensiamo che tutto il nostro percorso di studi è fatto in italiano, abbiamo iniziato con la prima elementare, abbiamo imparato bene l'italiano, tutte le discipline apprese le abbiamo apprese in italiano, quindi la maggior parte di noi conosce meglio l'italiano, sa più l'italiano che il È sardo. vero, Perché c'è tutta questa difficoltà, questa resistenza a fare un corso di lingua sarda? Ne abbiamo altrettanto bisogno, sì, se veramente la amiamo come nostra lingua. Se è la nostra lingua bisogna studiarla e per usarla bene bisogna conoscere anche un po' di grammatica. Quelle certo. nozioni fondamentali di grammatica, mettere bene l'aggettivo, La paragogica. la paragogica.
questa sconosciuta. Questa sconosciuta. Adesso però in breve ce la puoi spiegare la paragogica, Guido? Un attimo così per chiarirci le idee. Una cosa all'estra. Questo punti iskadidasa. Iskadidasa. Quando andiamo a scrivere iskadidasa scriveremo iskadidas, senza aggiungere quella A finale, che peraltro è solo una ragione fonetica. Noi ripetiamo l'ultima vocale scritta, kadidasa, quindi quella A è solo per una ragione fonetica che noi per questo la pronunciamo. Per una questione di sonorità. Esatto, noi la pronunciamo solamente ma non la scriviamo mai. Ok. Però devo dire che essendo nel mio piccolo un osservatore di queste cose, questo è un periodo felice per la lingua sarda, si sta scrivendo tantissimo, nei social si scrive tantissimo e sono in tanti oramai a scrivere meglio in sardo. Per esempio la paragogica piano piano lo stiamo capendo. Ecco. Che non la dobbiamo usare. Io perché ti ho chiesto la paragogica? Perché quando per la fortuna dei nostri telespettatori mi sono ritrovata a dover preparare il telegiornale in lingua sarda, ovviamente ho dovuto fare i conti anche con questa appunto piccolo particolare. Tu ne sai qualcosa, sei stato mia vittima in più di un'occasione. Guido, come si fa? Come si scrive? Come si dice? Vabbè, ognuno poi ha, come si dice, i suoi limiti. Parliamo invece adesso di un'altra cosa che mi ha incuriosito molto mentre tu appunto mi raccontavi prima della registrazione, di un progetto fantastico. Un progetto che questa volta sì, ti ha riguardato come docente, ma non nel nostro territorio, ma a Isili. È un progetto che parla in sardo anzi è Manzoni che parla in sardo. Stavolta sì. Ecco. Stavolta sì. Un progetto nato per caso, un progetto CLIL. Oggi già da tempo va di moda fare una disciplina, qualunque disciplina, che sia l'economia aziendale, che sia la storia, in una lingua straniera. Non sempre semplice, anche perché spesso poi magari all'esame arriva un commissario esterno che l'inglese non lo conosce o non conosce il tedesco, quindi mette da parte il progetto e interroga l'economia aziendale in italiano. Ecco. Per battuta una collega dice: ma perché italiano, inglese, tedesco? Facciamolo in sardo. Inconsapevole di quello che poteva accaderle da lì a breve, perché qualcuno si è illuminato e ha detto: vabbè, non è mica male come idea. Però fammi pensare. Pensiamoci. E beh, insomma, questa collega l'ho inseguita un po' nei corridoi, l'ho dovuta incoraggiare un po', però di fatto è nato un progetto vero, anche di una certa consistenza. Abbiamo portato di fatto tutta una classe, 13 ragazzi di una quinta indirizzo turistico all'esame in sardo, nel senso che abbiamo fatto un laboratorio, non ho insegnato lingua sarda, il laboratorio era che veramente i ragazzi, è vero che io ho un po' guidato, però hanno usato il loro sardo e hanno tradotto 2 tragedie manzoniane, le abbiamo poi raccolte, abbiamo curato anche una piccola pubblicazione a colori che ha avuto anche un certo risalto nella comunità isilese. E la cosa bella, per la prima volta non un ragazzo o una ragazza magari con l'abito tradizionale, ma un'intera classe si stava preparando a parlare in sardo, a fare una parte dell'esame di Stato in lingua sarda. Non è stata la totalità della classe solo causa Covid, ma 5 su 13 comunque hanno parlato in sardo. Che è un risultato straordinario. Storico. Sì. È probabilmente la prima volta che io sappia tanto che una classe si prepara in sardo per l'esame e poi ben 5 con interventi anche consistenti, con una certa padronanza. E poi accadeva una cosa un po' che non ho notata solo io, prime fasi in italiano, poi c'era questa fase in sardo e i ragazzi li prendevano quota, perché se le parole venivano spontanei, si rallegravano, quindi è stata veramente una soddisfazione anche umana, oltre che dal punto di vista professionale. Credi sia pensabile, insomma, trapiantare questo progetto anche nel nostro territorio? Naturalmente sì, al di là poi che lo faccio io, che lo faccia un collega,
però certo si può fare. Ma devo dire che c'è una grande sensibilità in tutto il nostro Sulcis. Io in questi anni ho lavorato con tante, Sì. soprattutto con le colleghe, con le insegnanti della primaria, dell'infanzia, ma anche delle scuole medie, e ho potuto fare delle cose, qualcosa l'ha potuta anche segnalare il Canale 40 più di una Sì. volta, e non è solo teatro, ma anche progetti anche un po' sperimentali. Abbiamo parlato anche di informatica in sardo, abbiamo parlato di ambiente, quindi anche problematiche serie, in lingua sarda, dall'inizio alla fine, dal mio Potrebbe saluri al mio essere adioso finale. fantastico, il tuo adioso Adioso è è un'istituzione, un'istituzione. assolutamente sì, sì, posso confermare. Dicevo, potrebbe essere un bell'inizio, insomma, da Manzoni poi arrivare anche ad altre traduzioni celebri, le tragedie shakespeariane, per esempio, tradotte in sardo, secondo me potrebbero Adesso essere non è per dire, una ma chicca. qualche anno fa a Sant'Antioco, in un progetto sperimentale, abbiamo messo insieme una classe dell'infanzia e una classe delle medie e abbiamo fatto un pezzettino dal punto di vista teatrale in sardo di Shakespeare. Ah, quindi non mi sto inventando niente, No, cioè era già tutto era già scritto. tutto scritto. Abbiamo già fatto delle cose, altre se ne possono fare. Quando sarai pronto per uno di questi progetti, insomma, mi raccomando, mettici subito al corrente, cercheremo di seguire le fasi, dalle preliminari alle finali di di uno di questi progetti, perché sappiamo che Volentieri. sarà un successo, senza ombra di dubbio. Guido, siamo quasi giunti al termine, ma non proprio, quindi vorrei ancora chiederti delle piccole curiosità. Credo che siano curiosità mie, ma probabilmente anche chi ci ascolta può condividere queste mie curiosità. I mesi in sardo. Allora, io più volte mi sono trovata in difficoltà. Il calendario sardo non segue tanto i nomi dei mesi in quanto tali, ma dei periodi specifici legati al mondo agricolo. E quindi c'è Sumese la Lamini, piuttosto che insomma, altri nomi che in realtà sarebbero quasi intraducibili in ottobre o nei mesi in italiano. Depune che sei imparendi, vero? Ah, Da sinau bene, Malcolm Mali, poi grazie. da incertau. No, Malcolm Mali. allora, non tutti i mesi sono, alcuni quasi coincidono. Se io devo dire i primi mesi dell'anno, gennaio, facile, Sì, friaggio, marzo, arbili, Arbili. maio, e fin lì ce la possiamo cavare. Poi arriva giugno, che non è sti giugno, No, è Lampadas. è Lamparsa, poi te Lamparsa. E Lampadas ha ricordato i fogos de Santo Anni su 24 de Lampadas e dunque il Lampus, ma finché se su vato de su tempus che esti un passaggio, un areoso de gussu che esti un tempus più frisco de verano, primavera, assistati e dunque invece si può contesti lampus Ecco, ancora e appunto tramutamento bene. su de tempus Certo. l'estrus. Lampadas, poi mese Argiolas a luglio, fantastico mese anche perché è il mio. Ecco. Mese Argiolas, E poi che Argiolas? Argiolas sono le aie, il tempo in cui in Sargiou si porta sul rigo, si spalara, si diventa tre uai, i voisi, il passaggio finale insomma, della mietitura, in su mesi di Argiolas. Poi l'imperatore Augusto, un imperatore molto forte, è rimasto anche nel calendario sardo, e allora manteniamo Augustu. Se noi dobbiamo dire Augusto in sardo, è una cosa Augustu, È su proprio in è su Sarasa. proprio, lì abbiamo mantenuto la stessa nomenclatura. Settembre cambia completamente perché È è su mese la Ramini? no, No. esti Capodanni, Ah, Capodanni poi si comincerà principio dell'anno, una- giustamente, come stavi dicendo, agricolo, quindi l'anno agricolo nuovo. Sì. ricordiamo che già il 15 agosto, in quei 15 giorni, era il tempo di cambiare i meri, cioè i servitori potevano cambiare padrone,
era un accordo verbale, ma valeva quanto un accordo scritto, e poi da lì si ripartiva. In Capodanni si ripartiva e così via. Capodanni Ottobre, mese la è Damini, ottobre, ecco, il sì, mese in mese cui si Damini, poteva sì. concimare, si Sì. poteva alimentare meglio il terreno, e poi l'evento cristiano, che in Sardegna è segnato soprattutto dal cristianesimo d'Oriente, poi Roma recuperò dopo, però è rimasto almeno nel mese di novembre con Ogna Santu, Dogna Santu, novembre. Dicembre, Mesi de Idas, che è un nome un po' più difficile. Idas potrebbe essere la contrazione di Nodias, perché è il mese in cui sono tante le feste Nodias, le feste importanti. Non dimentichiamo l'8 dicembre, Sì. l'Immacolata, era forte sicuramente il 24 dicembre, il Ma 25. Nodiasa come lo traduci in italiano? Una persona nodia è una persona conosciuta, una persona nota, una persona Ok, importante. Se voglio dire Francesca Arriuso è una persona nodia, in Carbonia sto dicendo che Francesca Arriuso è una persona conosciuta, nota in Carbonia. Quindi di Nodias sono feste importanti ho capito. che segnate nel calendario. In una tradizione poi cristiana, 8, 24, 25, 26, 28 e 31 di dicembre sono date molto importanti anche nel calendario liturgico, quindi Nodiasa, ma potrebbe essere anche di Nodia, mesi di Idasa, Idasa, Leire, perché comunque un tempo insomma, di acquazzoni, di vento, di tempesta, quindi potrebbe essere anche quello. Ci sono, diciamo, almeno L'ira due degli correnti, dei. sì, anche in qualche modo. Solo un particolare, in calendario logudorese, mesi di Idasa e Nadale, novembre noi Dogna Santu, per loro è Sant'Andria, che è poi il santo del 30 novembre, e il mese di luglio, per noi mese Argiolasa, per loro è Triulas. Così abbiamo fatto un quadretto. Grazie Guido, Eh, grazie prof. Adesso che hai nominato anche insomma, altre inflessioni, no, della lingua, perché non si può parlare di dialetti in nessun caso, mi è venuta in mente un'altra cosa. Mi dicevi appunto, mi hai raccontato del progetto di Manzoni in Sardo che ha riguardato Isili. Isili non è, cioè, è un po' diciamo al limite, no, del campidanese. Come ti sei approcciato? Come te la sei cavata con una lingua che non è diciamo propriamente la tua, quella che tu utilizzi quotidianamente? Non è sicuramente la mia variante, ma essendo anche in un ambiente Ecco, si parla scolastico, quindi di sì, parliamo di varianti. varianti. Parlando di un contesto scolastico, c'è innanzitutto una relazione educativa con i ragazzi, quindi sempre rispetto di chi sono, di cosa portano e anche del loro modo di parlare. Quindi, come dicevo prima, non sono andato a Isili a fare un corso di lingua sarda, ho guidato un laboratorio di lingua sarda e ho lasciato che i ragazzi trovassero a quelle frasi in italiano una traduzione in sardo che fosse più aderente possibile alla loro variante. È chiaro che quando usavano degli italianismi, quando veramente no, anche la costruzione della frase era più una costruzione in italiano, allora lì intervenivo, spostavo gli aggettivi davanti al nome, li portavo dopo il nome, Dopo il perché nome. come in inglese il sardo Sì, lo mettiamo dopo. Ecco, queste attenzioni mi sono permesso di avere verso di loro. Per il resto ho lasciato che soprattutto il lessico fosse più il lessico esilese piuttosto che il mio. certo. Però il sardo è uno, poi le varianti sono tante, sono diventate tante, anche perché per tanto tempo non abbiamo scritto in sardo, non ce l'hanno permesso. E allora ciascuno ha praticato, ha fatto Un po' come quello che ha se... voluto. Certo. Quello che ha voluto. E in effetti c'è stata, e forse c'è ancora, c'è stata per molto tempo un lungo dibattito, una lunga discussione proprio sulla lingua sarda come lingua unica, proprio per via delle numerose varianti che esistono sul territorio sardo. È possibile che due sardi provenienti, uno dal nord Sardegna e uno da Carbonia, si incontrino, parlino in sardo e si capiscano? Quale sardo devono parlare per capirsi?
ciascuno parla il suo. Cioè, ciascuno parla con la propria variante e si capiscono. E dovrebbero capirsi. Se veramente posseggono il sardo. Un esempio, quando gli operatori di lingua sarda, adesso da un po' che non si riuniscono, però quando si riuniscono non parlano mica in inglese, e neanche in spagnolo, parliamo tutti in sardo e ciascuno parla. Come fate? Ci capiamo Capite benissimo. perfettamente. Ci capiamo Però benissimo. è anche vero che, come dicevamo, come mi dicevi poc'anzi, nel tuo caso, per esempio, non solo nel tuo, ma di chi fa questo mestiere, la cosa importante e fondamentale è il continuo esercizio, cioè è un allenamento costante, il leggere, tradurre, scrivere, quindi si acquisisce inevitabilmente una certa dimestichezza con la lingua sarda, quale che sia la sua variante. Esattamente, proprio così. Ciascuno di noi, anche per il lavoro che facciamo, anche per la passione, poi sicuramente che ci mettiamo, poi non è la difficoltà a capire un desulese o un amico di Cheremule piuttosto che uno di Borutta, con i quali si parla in sardo tranquillamente, ripeto, loro con la loro variante, con i loro sos, con i loro sas come articoli, io mantengo i miei su, sa e is, non ci sono problemi, ci capiamo. Ripeto, però c'è una padronanza della lingua, cioè Certo, da ci parte deve essere. di entrambi, perché è chiaro che se uno è poco debole rimane, ma questo vale per tutte le lingue, perché Chiaro. anche per due inglesi che si incontrano a seconda della distanza, se sono londinesi è un discorso, ma se vivono uno nel sud, uno nel nord, Sì. hanno anche loro delle difficoltà, perché l'uso della lingua fa sì che si È vero. alimentino le varianti. È vero. Ripeto, loro poi hanno un vantaggio che la scrivono, noi no, noi la stiamo scrivendo da poco e con grandi difficoltà la stiamo scrivendo, Sì. non pochi. Se volessimo, per chiudere la nostra puntata, Guido, se volessimo suggerire il giusto approccio alla lingua sarda, alla sua non solo orale, ma anche alla sua scrittura, che cosa consiglieresti? L'acquisto, per esempio, di un dizionario, l'acquisto di video lezioni, non lo so, a parte che partecipare ai corsi tenuti da Guido Cadoni. A parte i miei corsi, un dizionario di lingua sarda sarebbe bene che ci fosse in ogni casa dei sardi, secondo me. Sarebbe una cosa ottima. Così come non manca quello di inglese, Ecco, ci per sono altri esempio, dizionari, no? insomma, bene che ci sia anche quello di lingua sarda. E tra l'altro lo troviamo anche in rete, quindi chi vuole evitare di acquistare un dizionario importante, anche in rete si può trovare un buon, ottimo, anzi, dizionario di lingua sarda, ce ne sono anche diversi. E poi qual è il primo approccio? Andiamo a leggere le cose che ci piacciono, andiamo a cercare gli argomenti che ci piacciono, ormai stiamo riuscendo quasi a trovare un po' di tutto, se non tutto, scritto in sardo. E allora andiamo sugli argomenti che ci piacciono, leggiamo in sardo, cominciamo a fare un po' di dimestichezza e poi non rinunciamo a parlare in sardo tutte E le non volte. vergogniamoci di Mai, parlare il sardo, mai. cioè, Questo detto che bisogna sfatare, non è grezza la persona che parla in sardo, non è la lingua che fa qualcuno grezzo. Poi posso se parlare grezzo, se se grezzo sei grezzo, basta. poi si può dire, vince se è un inglese In francese, che sia, o in cioè. francese, che magari sa linguadrucci, però grezzo se è grezza varra, non è il sardo che ci ingentilisce Bravo. o ci fa perdere punti, assolutamente no. Bravo, sono molto d'accordo con te, è importante dirlo, ce lo dobbiamo dire, ecco, insomma, una volta per tutte, che sono falsi miti, appunto, Sì, da sfatare. strumentalizzazioni di Strumentalizzazioni, qualche anno fa. appunto, già di chi la sapeva a lungo, insomma, del perché si facessero queste forzature, insomma. Sì. Va bene Guido, io ti ringrazio per essere ristato, non so, non si dice ristato con noi, per essere tornato nei nostri studi, è sempre un piacere, anzi rinnovo proprio qui l'invito a tornare quando vuoi, Grazie. quando puoi, per un'altra chiacchierata, insomma, di questi, ma anche di tanti altri argomenti, e magari, perché no, per un domani possiamo pensare anche a delle brevi, delle mini lezioni di lingua sarda nei nostri studi a Canale 40, Perché? così
come si faceva un tempo quando arrivò la televisione. Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Feoso, non è mai trigario, una cosa aici. Luso, non è mai trigario, non è mai trigario. Studiamo un format, ci pensiamo. Ci pensiamo. Vabbè. E torniamo con delle pillole di queste lezioni di lingua sarda, così come si fece per, come dire, alfabetizzare il popolo italiano sulla lingua italiana. C'era il maestro con la lavagna, la TV era in bianco e nero. Rigorosamente. Certo. Rigorosamente in bianco e nero, e si cercò, e ci si riuscì anche, sì. Di appunto insegnare le basi della lingua italiana al popolo. E noi cerchiamo di, come dire, riprendere un po' questa idea per quanto riguarda invece la nostra lingua, la lingua sarda. Ci rivediamo presto. Intanto io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, per aver seguito anche questo mercoledì South Talent che torna mercoledì prossimo. Ringrazio anche i miei colleghi che sono in regia, Massimo Saiu e Aligi Secci. Grazie ancora, professor Cadoni. Grazie a Bosartus e adios. Adios.